Obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici, forze dell'ordine in campo in tutto il Veneto tra bus, tram, treni e vaporetti. Scattate già le prime multe salate per chi non aveva il certificato. Esordio del Super Green Pass anche per chi voleva consumare seduto all'interno di bar e ristoranti, esercenti armati di app e software per controllare i clienti. Traffico paralizzato a Treviso per le code al Covid point dell'ex dogana, 4 ore di attesa anche ad Altivole. Di fronte ad un numero di positivi così alto, dice il direttore generale, servirebbe altro personale che non abbiamo. Aumentano i posti letto occupati in area non critica in Veneto. Nel fine settimana si è toccata quota 700, vicinissima la zona gialla, dice l'assessore Lanzarin. 47enne padovano trovato morto in casa nel quartiere Salboro e l'ammalato di Covid, ma aveva rifiutato il ricovero dei sanitari per restare nella sua abitazione. Comunità sotto shock a Lorenzago di Cadore per la morte dell'82enne a poche ore dalla violenta rapina in casa subita nella notte tra sabato e domenica. Proclamato lo stato di agitazione, subito sciopero alla Speed Line di Santa Maria di Sala dopo la conferma della volontà dell'azienda di delocalizzare. Una cartolina per ricordare Paolo Rossi ad un anno dalla scomparsa del campione. L'iniziativa dal 9 dicembre, 20.000 card da condividere nei social con un selfie. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Oggi dunque esordio del Super Green Pass, ma cominciamo subito con quello che è il nostro sondaggio di oggi. Natale alle porte con tante incertezze sul colore che potrebbe cambiare non solo nella nostra regione. C'è chi, nonostante il Super Green Pass consenta spostamenti e libertà negate lo scorso anno, preferisce rimanere a casa. Ecco dunque che vi chiediamo questa sera: i dubbi di Natale, andrete in vacanza? Vediamo con l'ausilio della nostra grafica. Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito allo 0422 162 6691, invece se per voi la risposta è no, lo squillo è allo 0422 162 6690. Questo dunque il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Come sempre poi vedremo il risultato nel corso della puntata di Ring in onda questa sera a partire dalle 21:15. Primo giorno dunque di Green Pass per utilizzare i mezzi pubblici. Siamo andati questa mattina a Treviso per documentare l'impatto di questo nuovo provvedimento sul sistema di trasporto. Una lunga coda di autobus vuoti in attesa del controllo del QR code agli studenti. E questa è la prima immagine simbolo del primo giorno di Green Pass per tutti i mezzi pubblici della Marca. Perché la seconda è questa: i controllori assediati degli studenti, che contrasta con quest'altra, dove i ragazzi salgono senza mostrare il Green Pass a nessuno. Fino adesso vi hanno controllato il Green Pass? Abbiamo visto in stazione che li controllavano, ma non l'hanno chiesto ancora a noi. No, nessuno mi ha mai chiesto niente. Vi stanno controllando il Green Pass? No. Noi no, ancora. Istantanee di questa mattina in piazzale Duca d'Aosta a Treviso, con un presidente MOM che commenta sconsolato. Ci sono alcune problematiche particolari dove, per esempio in stazione a Treviso, ci sono stati degli assembramenti, autobus incolonnati dalla stazione fino all'Inps, quindi dei problemi seri. Il sistema del controllo è un sistema particolare che forse non vale sul mezzo pubblico. Ci sono stati degli assembramenti e questo è un problema che bisogna che a livello centrale qualcuno risolva. Secondo me è difficile andare avanti così, nel senso che anche facendo dei controlli a campione delle problematiche sui carichi ci sono, gli assembramenti ci sono difficoltà operative per garantire il servizio nella normalità. E questo contando che oggi molti studenti erano a casa per il Ponte dell'Immacolata, situazione meno problematica in provincia. È andata bene, nel senso che abbiamo avuto l'aiuto delle forze dell'ordine Valdobiadene, Vittorio Veneto e in altri comuni. Di regola noi facciamo i controlli in entrata, che è un controllo preventivo.
mentre le forze dell'ordine fanno più in uscita. Così, se da una parte la polizia ha presidiato l'ex Amici, la municipale ha elevato in via Roma davanti alla nostra telecamera la prima multa da 533 euro a un trentenne. Stiamo facendo i controlli, solo una persona per ora è stata individuata senza Green Pass, quindi è stata identificata e naturalmente riceverà il verbale entro 60 giorni. Sconfessato invece che aveva preannunciato problemi al traffico per l'accompagnamento in auto degli studenti senza Green Pass. Volevo sapere la situazione del traffico sul PUT in modo particolare. Sul PUT è regolare, non ci sono code in questo momento. Sono stati 4.500 in una mattinata i controlli di Green Pass sui mezzi pubblici invece a Venezia e a Mestre, appena una quindicina i passeggeri rimasti a terra perché sprovvisti di certificazione verde. Piazzale Roma e Venezia, Piazzale Cialdini a Mestre, Santa Maria Elisabetta a Lido sono gli epicentri in cui si sono concentrati i controlli delle forze dell'ordine nel primo giorno di obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici. Altri controlli si sono svolti tra i passeggeri del servizio di traghetto tra le Zattere e l'isola della Giudecca. Su 4.500 verifiche compiute nell'arco della mattinata, i passeggeri lasciati a terra perché sprovvisti del certificato verde sono stati meno di una ventina. Piazzale Roma è uno snodo fondamentale del trasporto pubblico veneziano, gli autobus, il tram e alle mie spalle l'ingresso agli imbarcaderi dei vaporetti che portano in tutta la città e alle isole. Come potete vedere ci sono degli agenti della polizia che affiancano il personale di ACTV nei controlli del Green Pass. Mentre agenti di polizia affiancavano il personale di ACTV davanti agli imbarcaderi, la Guardia di Finanza, di concerto con la polizia locale, effettuava controlli del Green Pass tra i clienti seduti nei locali dell'area. Poco distante, carabinieri controllavano il possesso del certificato verde tra i passeggeri in procinto di salire sugli autobus. Questi sono i binari del tram del capolinea di Piazzale Roma, da cui partono due linee, una che va a Favaro Veneto e l'altra a Marghera, entrambe passando per Mestre, e anche qui, come potete vedere, ci sono agenti della polizia che controllano i passeggeri. È un autentico contingente interforze, quello messo in campo tra Laguna ed Entroterra, guidato dalla Smart Control Room del Tronchetto, da dove il territorio comunale viene tenuto sotto stretto monitoraggio e si riunisce un tavolo con i rappresentanti di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nell'operazione. Tra i passeggeri, tutti o quasi, sembrano accettare di buon grado la novità, anche i pochi sparuti turisti. Il Green Pass ci vuole, certo, non so. Quindi è d'accordo, non è una limitazione, come dico. D'accordo. Da dove arriva lei? Da Milano. Avez-vous le Green Pass? Yeah. Vi hanno domandato all'ingresso del vaporetto di far vedere il Green Pass? È normale, perché virus è terribile. C'est terrible. Donc, vous voyez, hop, automatique. Le Green Pass français. Sì. Controlli non solo per salire sui mezzi pubblici, ma anche per pranzare o cenare seduti nei locali. A posto, grazie. Super Green Pass per sedersi al tavolo, per fare colazione oppure consumare un pasto, quindi via libera solo per i vaccinati, consumazioni in piedi o all'aperto per chi invece non ce l'ha, controlli serrati nei locali pubblici padovani dove i titolari hanno già scaricato la nuova applicazione per verificare il Green Pass rinforzato. Ma la gente collabora perché ormai ha capito come funziona. Ieri sera è arrivato l'aggiornamento della nostra app per controllare, non abbiamo avuto grossi problemi. Certo è che sono tutte cose che rallentano molto il flusso dei clienti, nel senso che devi bloccare l'ingresso, controllare, farli accomodare, dopo magari c'è chi ce l'ha cartaceo, è tutto stropicciato, allora comincia a ingrandire, piegarlo, si perde veramente tanto tempo. Certo che, come si dice, è il male minore, sì, è il male minore. All'esterno di questa pasticceria del quartiere Forcellini anche un semaforo per regolare traffico e presenze. L'importante è lavorare, ma di certo la mole dei controlli è imponente. Il timore è che il Super Green Pass possa scoraggiare i clienti che sono alle prese con le prenotazioni per cene e pranzi di Natale.
Lanciamo questo appello: non abbiate paura di frequentare per le cene o per il pranzo di Natale o per il cenone, il veglione di Capodanno i ristoranti, perché sono attività sicure, molto più sicure rispetto che a fare magari una cena con 10, 15 o 20 amici chiusi in una stanzetta con le finestre chiuse, e ovviamente si sa che a casa, soprattutto dopo il terzo bicchiere di vino, magari i festeggiamenti passano a essere un po' più allegri, quindi baci, abbracci e quant'altro. Ecco, queste sono attività molto più pericolose rispetto al frequentare i pubblici esercizi. Anche secondo Confesercenti si prevedono perdite del 25% nei ristoranti, visto che al momento in Veneto la popolazione non vaccinata è del 15% e molti quindi rinunceranno al ristorante per solidarietà e per non escludere parenti senza Super Green Pass. In termini economici la perdita stimata da Confesercenti sarà di 30 milioni di euro, pari in media a 18.000 euro per ciascun ristorante. E nel prossimo servizio vediamo com'è andata a Vicenza. E il giorno dell'entrata in vigore del Super Green Pass è arrivato. Anche a Vicenza sono scattati i controlli delle forze dell'ordine fin dalle prime ore del mattino. 2 gli obiettivi principali. Controlli più incisivi per il Super Green Pass, soprattutto per le attività come il trasporto pubblico locale, le attività dove è previsto l'accesso con questo Super Green Pass. La Questura sta coordinando tutte le forze di polizia in queste ore, compresa la polizia locale, per i controlli anche negli esercizi, quindi nei bar, nei ristoranti. La polizia locale oggi ha controllato 50 persone e 31 esercizi tra bar e ristoranti. I controlli li stanno facendo molto bene, direi, soprattutto fine settimana, carica di gente, quindi è giusto fare i controlli. Cioè è difficile ragionare con quelli che non si vogliono vaccinare. Giustamente il governo tenta. Sono poco preoccupato perché in realtà cambia di poco, perché siamo sempre in zona bianca e bisogna rimarcare siamo in zona bianca e cerchiamo di rimanerci. Il lavoro tanto lo facciamo noi, è pesante, è duro, perché controllarli tutti è un secondo lavoro per noi. Ok, esercenti, baristi, è come un secondo mansione, porta via tempo, però facciamolo. Con il giro di vita dei controlli scattate anche le prime sanzioni, 2 quelle comminate dalla polizia locale, una persona sprovvista di Green Pass idoneo e un esercente. È inevitabile che ovviamente la polizia locale dovrà dedicarsi ai controlli Covid, quindi qualche servizio in meno verrà fatto. Stiamo cercando di organizzare perché ciò non abbia un impatto sui servizi importanti come il contrasto alla microcriminalità, alla droga, piuttosto che al codice della strada e quindi al rispetto delle regole del codice della strada. Resta ancora senza risposta l'appello del sindaco per ottenere risorse economiche straordinarie per far fronte al supplemento di lavoro degli agenti. In questo momento non abbiamo risposte da parte del governo su eventuali assunzioni anche a tempo determinato per poter sopperire a questi controlli particolarmente importanti, e quindi faremo di necessità virtù come negli ultimi 2 anni. Ci rimbocchiamo tutti le maniche e lavoriamo per il bene comune. Se qualcuno si lamenterà dovrà indirizzare le lamentele a chi ha stabilito, quindi giù al governo a Roma. E torniamo a Treviso perché la giornata di oggi è stata anche caratterizzata da traffico in tilt per lunghe code e migliaia di utenti che volevano accedere ai Covid Point per i tamponi. Dalle 10:30. E siamo quasi a mezzogiorno. Esatto. A 2 ore dall'inizio della strada di Treviso fino a qua. 2 ore finalmente siamo qua quasi per entrare, insomma. Ma deve venire a fare il tampone qui perché? Sì, perché già la moglie si è risultata positiva e deve rifare di nuovo il tampone molecolare. Mezzogiorno al Covid Point all'ex Dogana, la fila di auto in coda è lunghissima, la rotatoria sulla Noalese è bloccata, il serpentone per alleggerire l'impatto sulla viabilità locale viene deviato dalla polizia municipale su viale della Serenissima fino al CERD. Così a Treviso, ma all'ex Velo di Altivole, la situazione è ancora più congestionata con attese di 4 ore, tanto che dalla Castellana qualcuno viene deviato fino al capoluogo. Dovevo andare ad Altivole, ma c'erano 3-4 ore. Sono venuto qua, c'erano 4 ore di previsione, ma in 1 ora e mezza. Diciamo che nella sfortuna siamo stati
fortunati. Situazione difficile che nel pomeriggio peggiora ulteriormente, viabilità paralizzata anche in Noalese, traffico in tilt a San Giuseppe, code fino in tangenziale come a Treviso non si era mai visto nemmeno nel momento più grave della pandemia lo scorso dicembre. Ed il Super Green Pass non c'entra nulla perché ormai nel Covid Point dell'ULSS si effettuano tamponi quasi esclusivamente asintomatici e per il contact tracing. Del resto nella Marca i positivi sono tantissimi, 430 ogni 100.000 abitanti la media di questi giorni, ma nell'Asolano si sale quasi a 600, un terzo sono bambini. L'ULSS 2 corre ai ripari, domani apre l'ex Melody a Castelfranco, sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 17. Melody noi pensiamo intorno ai 1000-1200 tamponi al giorno, che vorrebbe dire sgravare decisamente il carico che c'è ovviamente sugli altri punti. Una nuova linea per i tamponi si aprirà anche all'ex Dogana, dopodiché il direttore Benazzi allarga le braccia. Adesso andremo a potenziare ancora di più con un altro gruppo di infermieri, un paio di infermieri, ovviamente anche Treviso, quindi l'ex Dogana, però poi noi siamo, praticamente non abbiamo più persone, stiamo ancora facendo visite, stiamo facendo attività, abbiamo ormai oltre 200 ricoverati che dobbiamo gestire, con 14 persone in terapia intensiva, per cui chiaramente la coperta è questa. Crescono a ritmo sostenuto anche i ricoveri, tanto che da domani l'ospedale di comunità di Treviso con i suoi 28 posti letto diventerà solo Covid. La buona notizia riguarda i vaccini che procedono con oltre 7.000 iniezioni al giorno. Tra le 800 e le 1.000 sono prime dosi, quasi triplicate rispetto a una settimana fa. Aumentano i posti letto occupati in area non critica. Nel fine settimana si è toccato quota 700, vicinissima alla zona gialla, dice l'assessore Manuela Lanzarin. Ci siamo un po' più stabilizzati sulle terapie intensive, insomma abbiamo comunque aumentato di pochissimo rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoveri in area non critica stanno aumentando notevolmente. L'ultimo bollettino regionale fissa 700 i posti letto occupati in area non critica, 200 persone in più in poco meno di una settimana nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina Covid. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il famoso parametro del 15%, che è il limite per il passaggio all'area gialla, io credo insomma potrebbe arrivare molto presto, perché stiamo aumentando nell'area non critica in maniera molto veloce purtroppo. Insomma, il giallo è sempre più una certezza nelle ore in cui anche il Veneto si misura con le nuove disposizioni su Green Pass semplice e rafforzato, esordio che coincide con un assalto alle farmacie e ai Covid Point. Da un lato l'esigenza di ottenere le certificazioni, dall'altro l'aumento di casi sintomatici, tanti cluster nelle scuole e anche nelle aziende. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni. Nelle prossime ore si arriverà al traguardo delle 8 milioni di dosi somministrate, una macchina sanitaria in moto, quella veneta, che sconta comunque la carenza di personale, aggravata dal fatto che tanti specializzandi hanno iniziato la frequenza dei corsi. Siamo effettivamente in difficoltà. Questo ha riportato una rimodulazione. Non abbiamo detto che non facciamo i tamponi a pagamento ai Novax, come è stato scritto, ma solo abbiamo detto che diamo priorità al piano di sanità pubblica, quindi ai positivi, a quelli con impegnativa, alla verifica epidemiologica, quindi i contatti stretti della persona positiva, alle scuole. Da scongiurare ora resta la chiusura generalizzata dei reparti alle visite dei familiari, già comunicata dall'ULSS Berica, problema che riguarda anche le case di riposo. Si avvicina il Natale, quindi anche un momento particolare di ricongiunzione, un momento insomma in cui gli affetti, le relazioni diventano importanti, quindi effettivamente stiamo cercando di capire come agire nel voler mantenere però anche insomma un aspetto relazionale e sociale rispetto a questi anziani, insomma, proprio perché non si sentino abbandonati, ma ci sia anche questa continua relazione con i propri familiari. E dramma nel Padevano, Novax positivo, rifiuta le cure e muore in casa. Su Marco Grasso, dipendente mobilità del comune di Padova, è stata disposta l'autopsia. Lo hanno trovato a terra, morto a causa del Covid che si rifiutava di curare. La vicenda inverosimile ha per protagonista un Novax 47enne di Padova, deceduto dopo aver respinto le cure dei medici. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto domenica mattina all'interno del suo appartamento nel quartiere Salboro, dopo l'allarme lanciato dai vicini che non lo sentivano da qualche giorno. Sul posto anche la polizia, che ha ricostruito la vicenda. Il 47enne, convinto Novax, lo scorso 3 dicembre aveva rifiutato di far entrare in casa i medici
medici del 118, arrivati per prestare soccorso e assistenza domiciliare vista la sua positività al Covid. I medici però sono stati cacciati. Il decesso sarebbe avvenuto nelle ore seguenti. Non è stata disposta l'autopsia e la salma è stata messa a disposizione dei familiari per le esequie. In queste settimane le terapie intensive degli ospedali padovani sono piene di pazienti malati di Covid non vaccinati che spesso sono contrari alle cure. Lo testimonia anche lo sfogo su Facebook di un medico anestesista dell'ospedale Sant'Antonio che racconta gli insulti ricevuti al telefono da un padre di un Novax che aveva chiamato per informare delle condizioni di salute del figlio intubato. Sono stata aggredita perché la loro è una libertà di scelta personale, non si sa nemmeno cosa c'è nel vaccino. Forse non si rende conto che suo figlio è quasi morto ed è stato salvato dalla professionalità di decine di punturati e da migliaia di euro di decine e decine di farmaci di cui certamente non conoscerà la composizione, scrive la dottoressa Bertamini su Facebook. E pensare che se non ci fossero i Novax ricoverati da noi la rianimazione sarebbe vuota e le sale operatorie continuerebbero a funzionare per salvare chi ne ha bisogno, chiude con amarezza la dottoressa al termine di un turno estenuante di 13 ore di lavoro. La cronaca, ora andiamo nel bellunese perché è sotto shock la comunità di Lorenzago di Cadore per la morte di un 82enne stroncato da un malore a poche ore dalla violenta rapina subita nella notte tra sabato e domenica. A Lorenzago di Cadore un episodio del genere non era mai accaduto, l'epilogo tragico e inimmaginabile. Una rapina stile arancia meccanica ha sorpreso nel sonno Angelo Mainardi, 82 anni, calzolaio in pensione, che viveva da solo in un'abitazione a pochi passi dalla chiesa illuminata dal volto di Papa Wojtyła e dal municipio. Siamo in via Riva e al 190 che abitava il signor Angelo Mainardi, persona molto conosciuta qui a Lorenzago. In questo momento ci sono gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno che stanno eseguendo i rilievi all'interno dell'abitazione dove nella notte tra sabato e domenica all'incirca attorno all'1:30 il signor Angelo è stato vittima di una rapina compiuta, si pensa, da 3 persone, da 3 individui mascherati con il volto coperto sicuramente da passamontagna. L'anziano è stato legato e forse malmenato dai malviventi che sono fuggiti con il denaro raccimolato in casa, all'incirca 200 euro. Attorno alle 4 del mattino Angelo Mainardi è riuscito a liberarsi, ci raccontano i parenti che abitano nella palazzina attigua. Ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato i carabinieri, il medico l'ha visitato, ha detto che i parametri erano tutti normali, che non serviva andare in ospedale. Verso mezzogiorno il maresciallo dei carabinieri di Vigo di Cadore è tornato da Angelo, la cognata gli ha portato il pranzo pronto, poi il dramma. Alle 2 mio marito, che ballava la neve, è entrato in casa a vedere com'era, era in faccia morto. Il corpo dell'uomo è stato portato all'obitorio di Belluno dove saranno eseguiti gli accertamenti disposti dalla magistratura. Nell'abitazione di Angelo Mainardi, posta sotto sequestro, per tutta la mattina hanno lavorato i carabinieri del nucleo investigativo di Belluno che hanno raccolto elementi utili alle indagini. Un paradiso in terra a Lorenzago di Cadore dove tutti oggi sono sotto shock. Io vengo dalla città, in città è all'ordine del giorno, ma qua in paese è scioccante. Lo conoscevo bene, purtroppo speriamo che non succeda più perché qua adesso si ha anche un po' di paura. Siete tutti sconvolti? Per forza, un paesetto piccolo così, ci conosce tutti e poi nel modo come è stato fatto sta roba, impressionante, una persona buona, sempre lavorato tutta la vita, siamo tutti sottosopra proprio. A Santa Maria di Sala nel Veneziano ora per parlare della Speedline, l'azienda, il gruppo Rona ha l'intenzione di delocalizzare la produzione entro la fine del 2022, scatta lo sciopero. L'idea per cui si strappi ogni volta dal nostro territorio, dalla nostra realtà industriale, un pezzetto di quello che è di quelle che sono le potenzialità del nostro paese per portarle altrove non va più bene, è ora di smetterla con questa cosa qui. Sindacati e lavoratori non intendono arrendersi alla decisione del gruppo Ronal che ha annunciato l'intenzione di far cessare entro la fine del 2022 l'attività dello stabilimento della Speedline di Santa Maria di Sala per delocalizzare la produzione all'estero.
Una decisione che farebbe perdere 600 posti di lavoro diretti e un altro centinaio di indotto. Fimcisl, Fiom CGL ed RSU hanno annunciato che non permetteranno si porti via un pezzo di industria strategica del nostro paese, leader nel comparto dell'automotive. Questa vertenza, assicurano, varcherà i confini del nostro territorio e della regione. Abbiamo scelto di sospendere fin da subito tutte le attività produttive, dichiarare 8 ore di sciopero per turno, quindi fino alle 6 di domani mattina. La cosa che abbiamo detto al gruppo Ronald è che se la loro intenzione è quella di agire e di utilizzare i prossimi 9 mesi, 12 mesi fino alla fine del 2022 per cessare l'attività e lasciare un lumicino qui a Santa Maria di Sala, è chiaro che su questo non ci troveranno partecipi ad aiutarli a fare questa cosa qua. Secondo l'azienda, l'eccessivo costo di produzione ha portato il gruppo a perdere fatturato negli ultimi 2 anni. La scelta invece è reputata incomprensibile e inaccettabile dai sindacati, che intendono utilizzare il tempo che hanno a disposizione per costruire un'ipotesi industriale diversa. Nei prossimi giorni si attiveranno con le istituzioni locali e con le segreterie nazionali del sindacato. Abbiamo già un tavolo convocato per domani presso la città metropolitana di Venezia con il sindaco di Venezia. Abbiamo un incontro programmato per giovedì con l'unità di crisi della Regione Veneto. A lì parteciperà, l'avevamo chiesto, abbiamo ottenuto che partecipi anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altra parte abbiamo chiesto alle segreterie nazionali di inserire questa vertenza in un contesto più ampio, che è quello del settore automotive, nel quale venga coinvolto fin da subito il Ministero dello Sviluppo Economico con i referenti del Ministero. Andiamo ora a Vicenza, dove ad un anno dalla scomparsa del campione è stata organizzata un'iniziativa corale per ricordare Paolo Rossi. Grazie Paolo. È la scritta che campeggia nella cartolina commemorativa che celebra il campione mondiale ad un anno dalla sua scomparsa. Chi ha lasciato qualcosa di buono, esperienze positive, un buon ricordo, è giusto che venga omaggiato nel tempo. Siccome io penso che Paolo Rossi sia una delle persone che non era arrogante, era sempre disponibile, non era pieno di sé, eccetera, era veramente uno di noi, una persona normale, sia assolutamente giusto riuscire nel tempo, senza eccedere, avere dei momenti in cui ricordarlo. È una sorta di abbraccio che Vicenza vuole rinnovare attraverso l'iniziativa di diffondere il più possibile questa immagine ritrovata nell'archivio dell'Ane Rossi. Una foto degli anni 70 scelta per la semplicità e spontaneità che traspare, caratteristiche di umiltà nonostante gli allori sportivi guadagnati, che esaltano soprattutto il valore umano del campione mondiale, diventato vicentino non solo nei cuori ma anche ufficialmente. Paolo Rossi è cittadino onorario di Vicenza, un amico di Vicenza a tutti gli effetti, vogliamo ricordarlo a un anno dalla scomparsa con una serie di iniziative. Questa cartolina, 20.000 copie distribuite in città e in provincia attraverso anche i tifosi, è un ricordo concreto cui seguiranno altre iniziative anche da parte dell'Ane Rossi Vicenza. Abbiamo già cominciato a fare con l'iniziativa Perugia sulle maglie che andranno in beneficenza. Lo faremo il 9, il giorno della scomparsa, ad un anno, con un visual che caratterizzerà i nostri strumenti di comunicazione, soprattutto quelli sito e social. Lo faremo il 10 con una messa privata, cui parteciperà tutto il mondo dell'Ane Rossi Vicenza a Casa Vicenza. Lo faremo il 12 con un cerimoniale particolare prima della partita. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Grazie per l'attenzione. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Casa Cason. Profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. Venti artici sull'Italia, tempo buono sul nostro territorio, ma andiamo incontro ad un'immacolata fredda e perturbata. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 7 dicembre. Sul Veneto precipitazioni assenti, possibili locali foschie nelle ore più fredde, ma prevarrà il sole. Cielo poco nuvoloso con qualche addensamento in mattinata, spazi di sereno anche ampi nelle ore pomeridiane. Temperature minime sempre piuttosto fredde, saranno sotto zero un po' su tutte le province, massime invece tra i 2 e gli 8 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento un po' per tutto l'arco della giornata, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo bel tempo, ce lo mostra la grafica, nessuna novità con tanto sole un po' ovunque. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.